Purtroppo una notizia triste che è arrivata proprio la notte di Capodanno, che il collega pensionato, diciamo, Giuseppe Cavarretta è deceduto in un tragico incidente sull'autostrada A4. Il cordoglio del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per la tragica scomparsa dell'ex collega poliziotto Giuseppe Cavarretta, morto a 72 anni nell'incidente di Capodanno, mentre alla guida della sua auto procedeva lungo la 4 tra San Donato e Meulo in direzione Milano con la moglie e rientrava a casa a Chioggia dalla festa di fine anno trascorsa in compagnia di amici. Alle 3 del mattino la disgrazia. L'auto sbanda, finisce contro il guardrail, sbalza sul lato opposto della carreggiata e si schianta sul New Jersey in cemento. Lui muore sul colpo, la moglie, seduta accanto a lui, sta ancora lottando per la vita all'ospedale di San Dona di Piave. Una vita in polizia, una grande passione per lo sport, una incrollabile fede bianconera, il ricordo di Armelao del collega siciliano originario di Caltanissetta. Noi in commissariato lo chiamavamo tutti Pino, Don Giuseppe Pino. Era anche un grande tifoso della Juventus, giocava a tennis insieme ai colleghi. Sicuramente è una perdita non solo per i colleghi che l'hanno conosciuto, ma anche per la città di Chioggia. Forse un malore o un colpo di sonno tra le ipotetiche cause dell'improvviso incidente per il quale si sta ancora indagando.